Ben trovati, questo è Focus TG, naturalmente con gli aggiornamenti sulla situazione dell'epidemia che vediamo per area geografica con la nostra tabella, vede dei dati in crescita, in questo momento 386 in Veneto, più 26 rispetto a stamattina. Vedete come al solito i cluster più grandi sono quelli di Vo con 90, 60 quello di Venezia escluso Milano, 96 in provincia di Treviso, Padova escluso Vo e Limena sono 60, questi i cluster più grandi, più 26 persone, come sempre molto importante questa tabella che ci dice in sotto l'ultima riga quanti sono i totali di ricoverati nella regione Veneto, alla fine più 1, e quindi questa è la cosa importante, sono 23 invece quelli in totale in rianimazione, quindi quelli trattati in modo più serio. Andiamo a vedere quella che è il numero dei decessi, è aggiornato a 7 in questo momento, come per esempio appunto quello avvenuto dopo i 2 decessi di Treviso anche a Venezia città. Dopo i 2 decessi di Treviso ieri pomeriggio si aggiunge un altro morto, questa volta a Venezia città, la prima del capoluogo, avvenuta nell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo. È arrivata anche la conferma del primo caso di coronavirus a San Donà di Piave. Si tratta di un uomo di 81 anni che vive con la moglie e il figlio. Era stato trasportato in ambulanza al pre-triage allestito nell'apposita tenda della Protezione Civile attigua al pronto soccorso, dove il personale medico ha accertato il contagio. Successivamente l'81enne è stato trasferito dall'area di pre-triage al reparto malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia. Poi il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 ha preso in carico i familiari e attuato il protocollo regionale che prevede la sorveglianza al domicilio per 14 giorni dall'ultimo contatto con il contagiato. Il sindaco Andrea Cereser invita però tutti i cittadini a mantenere la calma. Non devono farsi prendere dal panico né alimentare il panico. E in secondo luogo ribadire tutte quelle misure di igiene che vengono diffuse nei diversi modi e che riguardano proprio il comportamento che uno deve assumere quando va in locali pubblici, quando incontra altre persone, relative al lavaggio delle mani, al fatto di non toccare la bocca o le congiuntive con le mani, eccetera. Quindi queste misure. Una situazione particolare quella che era venuta a crearsi all'ospedale Sant'Orso, perché come sapevate oltre 50 persone erano state messe in isolamento fiduciario proprio a casa, tutti operatori socio-sanitari, medici o infermieri. 4 di loro sono risultati positivi e sono comunque asintomatici in questo momento. I casi di contagio da coronavirus sono arrivati anche nell'Alto Vicentino, 2 i casi registrati all'ospedale di Sant'Orso. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato dal 13 febbraio per altre patologie, che è risultato positivo, residente in Lombardia, e di un residente della provincia di Vicenza. Entrambi sono già stati trasferiti negli ospedali di Negrari in provincia di Verona e al San Bortolo di Vicenza, ma la questione più urgente sembra essere quella del personale. Anche all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso sono state allestite le tende per gestire un eventuale aumento di afflussi al pronto soccorso, come è avvenuto in molti altri ospedali del Veneto. Qui però in questo momento il problema maggiore è quello dei 60 operatori sanitari tra medici, infermieri e tecnici che sono stati messi in isolamento volontario per il caso di positività che si è registrato, e quindi 60 persone in meno che possono gestire i servizi di questo ospedale. Tutto sommato la situazione del paese la conosciamo e la statistica, la matematica ci dicono che questa cosa poteva svilupparsi. L'ho saputo ovviamente dalla direzione sanitaria che ci tiene costantemente aggiornati attraverso un bollettino quotidiano. Ora si attendono i risultati dei tamponi effettuati sui contagiati, che devono essere convalidati dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre in sorveglianza domiciliare ci sono anche 4 pazienti che avevano condiviso la stanza con il primo contagiato. Va detto che sia i 60 operatori che i 4 pazienti sono asintomatici. Chiaramente non fa piacere e comprendo la preoccupazione dei cittadini ai quali rivolgo un messaggio
che vuole essere rassicurante, che non vuole essere di sottovalutazione della questione, ma nemmeno di alimentare un panico che non ha motivo di esistere. Ora la direzione dell'ospedale dovrà riorganizzare i turni di lavoro viste le assenze forzate e non è escluso che le visite non urgenti e altri servizi vengano rimandati o spostati in altre strutture. Ricordiamo ancora poi 4 persone positive e asintomatiche, sempre per quanto riguarda Sant'Orso. Bisogna aggiungere che sempre nel territorio della ULSS 7, però Asiago, altre 2 persone sono state ritrovate positive, ma provenivano da un cluster del veneziano, evidentemente erano probabilmente in vacanza in altopiano, sono state portate invece a Vicenza, una è in condizioni serie in rianimazione. Era molto attesa la notizia delle scuole chiuse in tutta Italia, chiusura che invece per le regioni dove già erano chiuse come quella del Veneto appunto non fa altro che protrarre questa situazione fino a metà marzo. Una giornata di attesa dell'ufficializzazione di una decisione nell'aria da giorni, quella di una chiusura generalizzata di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. Notizia che rimbalza da una chat all'altra di genitori e che i sindaci della Marca Trevigiana commentano con la prudenza dovuta a un provvedimento che sanno pesare sulle famiglie. Ci stiamo confrontando appunto con il prefetto, che chiaramente sulla quale abbiamo chiesto delle spiegazioni rispetto a questo, e man mano che avremo da lei delle spiegazioni rispetto a quella che sarà la procedura, poi ci adegueremo a quella che sarà la volontà. Chiaramente sono decisioni che appunto ci pervengono da parte dello Stato centrale. Si parla di smart working, si parla di scuola online, per cui sarà un problema anche attivarci per questo, soprattutto per lo smart working rispetto agli edifici pubblici. Sono decisioni ministeriali, non possiamo non obbedire a quello che ci viene imposto. Dovrebbe anche arrivare, e questo secondo me è un fatto molto grave, una circolare dove lo Stato comunica che qualsiasi ordinanza dei sindaci in merito ai decreti ministeriali è inefficace, quindi ha effetto nullo. Questo vuol dire veramente prendere in giro i sindaci, prendere in giro il territorio, in quanto siamo noi le prime sentinelle sulle vere emergenze che il nostro territorio deve vivere. Molti comuni stanno deliberando sconti sulle rette degli asili, ultimo in ordine di tempo Gaiarine, ma l'emergenza coronavirus sta creando anche altri contraccolpi, come accade all'Istituto Filippin di Pieve del Grappa, in cui sono saltati i corsi programmati da qui a settembre con 300 studenti americani. Hanno ricevuto l'ordine dalla loro organizzazione sanitaria americana di rientrare, pertanto c'è un grosso danno anche nel nostro piccolo rispetto a questo, perché parliamo di 300 ragazzi che frequentavano non solo l'Istituto Filippin, ma comunque frequentavano il paese, e a Pieve del Grappa chiaramente 300 persone in meno creano un danno a tutte le attività economiche. La formalizzazione poi è arrivata in serata e questo con l'aggiunta che le assenze non computate non verranno calcolate per l'ammissione ad eventuali esami che avessero appunto un tetto di assenze, ma ovviamente tutto questo va in deroga. Il lavoro alle poste di Vo non si è fermato, come sapete è stato riaperto subito dopo pochi giorni l'ufficio postale e 2 sono le dipendenti volontarie, Michela e Sandra, che stanno erogando il servizio proprio in quell'agenzia. Io insieme alle mie colleghe Sandra e Michela stiamo praticamente erogando i servizi essenziali ai nostri concittadini, in particolare le pensioni, perché siamo all'inizio del mese e c'era il grosso problema del pagamento delle pensioni stesse. E l'ufficio praticamente è stato preparato per l'accoglienza della clientela, è stato sanificato. E noi lavoriamo con le nostre protezioni, con queste mascherine che pur se ci fanno sudare ma ci permettono comunque di lavorare in estrema sicurezza. La mascherina sul volto, i segni della fatica, ma anche la soddisfazione di poter quantomeno erogare dei servizi fondamentali. I 3 dipendenti non hanno mai lasciato il loro posto di lavoro all'interno dell'ufficio postale di Vo. In questi giorni di emergenza coronavirus hanno accolto piano piano tutti i pensionati. Insieme al direttore, 2 dipendenti volontari e Sandra Bernardi e
Michela Beggiato, che attraverso il video che ci hanno mandato vogliono lanciare un messaggio a tutte le donne in occasione dell'8 marzo. Ne approfitto anche da donna, diciamo, per togliermi un attimo questa mascherina, che sì, una precauzione, però è anche un segno di divisione e di separazione, anche di angoscia, perché è legato, diciamo, a questa emergenza, per fare il mio augurio personale a tutte le colleghe, a tutte le cittadine appunto di Vo in occasione della festa della donna dell'8 marzo. Sappiamo che sarà un 8 marzo molto particolare, un 8 marzo diciamo molto difficile, però all'insegna anche della solidarietà. Vi saluto e solidarietà naturalmente anche alle colleghe della Lombardia. Vi salutiamo, a presto a tutti, grazie. Ciao, grazie. arrivederci. Bravi, insomma, questi lavoratori, insomma, in una situazione oggettivamente molto complicata. A proposito di servizi, se possiamo definirlo tale, anche domenica prossima alle 11 su Antena 3 e su Rete Veneta ci sarà la messa officiata dal Patriarca di Venezia e la messa sarà dal Redentore, quindi alle 11 di domenica in diretta naturalmente. Parliamo sempre di Vo, parliamo del vino che naturalmente è biologicamente per forza di cose sano, ma ovviamente c'è chi specula anche su questo. Per Alessandro Facchin, imprenditore vitivinicolo di Vo, il 21 febbraio 2020 è diventato uno spartiacque. La vita lavorativa prima e dopo il coronavirus. Alessandro abita a Rovolona, a pochi chilometri dalla zona rossa di Vo, dove però c'è la sede della sua azienda, Cade il Colle, che produce un ottimo vino dei Colli Euganei. Ebbene, Alessandro il 18 febbraio aveva spedito ad un ristoratore di Parma una cassa di vino, cassa regolarmente arrivata il 24 febbraio. A quel punto però arriva una telefonata che mai vorresti ricevere. Il ristoratore avvisa Alessandro che non vuole più acquistare il suo vino perché arriva da Vo focolaio di coronavirus in Veneto. Noi abbiamo provato a spiegare ai nostri clienti che il vino è sano, che è controllato, che non è contagiato, che il contagio non passa attraverso un cartone di vino, ma non c'è stato verso, la merce è stata respinta. Quello che noi adesso abbiamo timore e paura è che passi questo messaggio che il paese è infetto e quindi non ci siano più ordini o più spedizioni. Per Alessandro un pugno allo stomaco, la serietà della sua attività viene messa in dubbio da un'eccessiva psicosi. Le bottiglie sigillate all'interno dei cartoni vengono considerate veicolo di trasmissione del virus. Pregiudizi assurdi che per il giovane imprenditore hanno però un grosso peso economico. Da giorni inoltre Alessandro non può recarsi al lavoro visto che l'azienda si trova all'interno dell'area rossa di Vo. Noi ci impegniamo assiduamente tutti i giorni per far sì che questo non accada. E quindi vi aspettiamo numerosi. Una volta che le barriere verranno dismesse e una volta che l'esercito se ne andrà, vi aspettiamo numerosi a bere un calice di vino e a mangiare una fetta di salame. Il 3 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un decreto legge che prevede multe salate fino a 60.000 euro a chi chiede l'inutile bollino virus free. Finalmente un'iniziativa che tutela il lavoro delle nostre aziende e i nostri prodotti agroalimentari, hanno fatto sapere dalla Coldiretti di Padova. Insomma, chiaramente doveroso poi comprare una bottiglia con la provenienza Vo, questo insomma sembra il minimo di solidarietà. Ci fermiamo per una breve pausa. Uno sforzo importante per la sanità veneta è quella di adeguare i posti letto alla situazione attuale, nuovi posti letto, ma non a caso, insomma, di pura degenza, posti letto nei posti chiave, dalla rianimazione alla pneumologia. I rinforzi, come previsto, sono arrivati. La Regione Veneto ha disposto l'incremento di 534 posti letto in tutte le aziende sanitarie del territorio e presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona. L'aveva annunciato già ieri in mattinata il presidente Zaia. I nuovi posti letto sono suddivisi tra le terapie intensive, i reparti di pneumologia e malattie infettive. Un provvedimento necessario per far fronte all'aumento del numero di casi per infezione da Covid-19, un'arma in più per arginare il morbo, in un'ottica di rimodulare anche l'attività delle stesse strutture sanitarie. E così la sanità veneta si muove su due fronti: assicurare da una parte nuove unità per i pazienti gravi che quindi necessitano della terapia intensiva ed accelerare invece la domiciliarizzazione di quelli stabilizzati o in via di guarigione.
Vediamo allora come sono stati distribuiti i posti letto, partendo dall'ULSS 1 Dolomiti, dove arriveranno 39 unità in più, 22 a Belluno, 2 a Pieve di Cadore, 15 a Feltre. 45 posti aggiunti presso le strutture dell'ULSS 2, Marca Trevigiana, 34 a Treviso, 10 a Conegliano, 1 a Montebelluna. Andiamo nel Veneziano con 47 posti in più per l'ULSS 3 Serenissima, 13 in Forza a Mestre, 11 a Venezia, 4 a Milano, 9 a Chioggia. ULSS 4 Veneto Orientale, i posti aumentano di 42 unità. Nell'ULSS 5 Polesana saranno 61 in più, 37 a Rovigo, 24 ad Adria. 100 posti in più assegnati all'ULSS 6 Euganea, 6 a Cittadella, 18 a Campo San Piero, 24 a Piove di Sacco, 52 a Schiavonia. 44 i posti in più all'ULSS 7, 28 a Bassano, 16 a Sant'Orso, 12 nuovi posti all'ULSS 8 Berica, 42 invece quelli assegnati all'ULSS 9 Scaligera, 12 a Legnago, 14 a San Bonifacio, 16 a Villafranca. Le aziende ospedaliere di Padova e Verona rispettivamente avranno 26 e 76 nuovi posti letto. Prima di tornare alle parti più propriamente sanitarie, naturalmente dobbiamo vedere quello che è il fronte economico, ma anche quello dei servizi che poi sono strettamente collegati, a cominciare dagli aeroporti, dove si valuta per esempio a Treviso addirittura la chiusura dello stesso aeroporto. Aeroporto Canova, ore 13. L'effetto coronavirus è palpabile. I passeggeri, pochissimi, trascinano i trolley verso i gate deserti. Il crollo del numero dei viaggiatori è impressionante. L'effetto supera quello di un attentato terroristico. Siamo a oltre il 60% di passeggeri in meno a Treviso, come al Marco Polo di Tessera, dove le foto da coprifuoco dell'area commerciale sono l'emblema dei danni che il settore sta subendo. Diversi esercizi hanno già deciso di abbassare le serrande mettendo in ferie o permesso i dipendenti. Alcuni servizi di trasporto in bus dei passeggeri hanno sospeso il servizio. Crollo degli arrivi come delle partenze anche alla luce della chiusura all'Italia di diversi paesi. Gli altri aerei viaggiano ancora ma praticamente vuoti. Ryanair ha deciso di tagliare il 25% dei voli da e per l'Italia a partire dalla metà di marzo fino all'8 aprile. Poi si vedrà. E tra le varie ipotesi che in queste ore Save Air 3 starebbe vagliando per limitare le perdite c'è anche quella della chiusura temporanea del Canova, dirottando voli e passeggeri su Venezia. Venerdì è in programma un incontro con i sindacati dei lavoratori per definire la situazione rispetto all'occupazione e misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza. Come sindacato noi ci impegneremo da subito, e l'abbiamo ribadito alle aziende che ci hanno contattato, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e per garantire tenuta di reddito e occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti sia degli appalti e dell'indotto. Torniamo in campo strettamente sanitario di contrasto al coronavirus. Il cluster principale del Veneto, dopo che per tanto tempo è stato in realtà VO, è in questo momento di fatto l'ospedale Cafoncello. I pazienti di una certa età, eccetera, eccetera, con pluripatologie, il fatto di avere un virus che si aggiunge non cambia l'esito. Non sono morte a causa del Covid-19, l'83enne di Roncade e la 97enne di Treviso, pazienti transitati in geriatria positivi al coronavirus. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, lo ripete, ricordando le gravi patologie da cui erano affetti. La conta dei decessi tra i contagiati è comunque salita a 3. La 97enne era ospite di una casa di riposo del capoluogo dove sono partiti i tamponi tra gli operatori. Allerta anche in casa di riposo a Casale, dove è risultato positivo un altro anziano. Per evitare il propagarsi del virus in queste strutture è stata creata una task force. Cercheremo anche qui di lavorare in concerto con i direttori delle case di riposo per isolare al massimo ed evitare che il Covid si propaghi ad altri. Non consideriamo un anziano qualcosa di inferiore rispetto, stiamo dando il massimo verso tutti. Per eliminare del tutto il focolaio in geriatria si sta procedendo alla progressiva dimissione dei pazienti. Tutti i pazienti, perché finora la situazione è stata un po' sigillata, però adesso l'intenzione è questa: tutti i pazienti che possono essere dimessi a domicilio perché sono già in un sistema di assistenza domiciliare integrata, e un'altra quota di pazienti verrà spostata all'ospedale di comunità. Ospedale di comunità che è previsto nella palazzina delle malattie infettive.
I più gravi resteranno in ospedale. 28 invece gli operatori sanitari positivi al coronavirus, 300 i trevigiani attualmente in isolamento. Il cluster che ovviamente è stato quello che ha colpito più persone, compreso ovviamente anche le persone degenti. Su questo stiamo lavorando, lo stiamo azzerando perché vorremmo arrivare nell'arco di una settimana, 10 giorni a lasciare sanificare la geriatria e la vita riprende. Un caso si è verificato a Conegliano in queste ore. Si tratta di un paziente di 75 anni, ora in terapia intensiva, attualmente è stabile. Anche a Conegliano abbiamo mutuato l'organizzazione di Treviso, quindi abbiamo tirato su delle barriere per gestire il modo, per isolare precauzionalmente gli utenti che entrano con questa sintomatologia. Direttore, c'è qualcosa che vi rimproverate guardando indietro? Assolutamente no, anzi devo ringraziare tutti i nostri operatori, no? Ci rimproveriamo solo del fatto che sto chiedendo ai miei collaboratori tante ore in più, questo è il vero rimprovero che mi faccio, d'altronde non abbiamo alternative. Dopo la pausa anche qualche notizia di cronaca dalla regione. Il furto del tricolore degli alpini nella sede ANA di Vittorio Veneto, lo ricorderete, per questo sono stati denunciati 4 minori. Eccoli in azione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio i 4 giovanissimi ragazzi responsabili del furto della bandiera issata sul pennone della sede ANA di Vittorio Veneto. Un gesto deprecabile da subito denunciato dagli alpini, che aveva suscitato indignazione in tutta la città. In appena 23 giorni i carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, con il supporto della polizia ferroviaria di Conegliano, sono riusciti a identificare tutti i responsabili del furto. La soddisfazione del presidente della sezione cittadina degli alpini. Non avevamo dubbi che sarebbero arrivati a questo risultato individuando i responsabili. Gli studenti ora denunciati alla Procura della Repubblica dei minori di Venezia sono 4, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti a Vittorio Veneto e Conegliano. Un'azione compiuta da giovani che stupisce e rammarica molti alpini. Mi spiace che siano ragazzi, probabilmente vivono in un mondo che non li aiuta a crescere. Il tricolore è presso la caserma dei carabinieri e io sono già stato invitato ad andare a ritirarlo, cosa che farò oggi stesso o domani mattina. Tutti gli istanti sono stati immortalati dagli obiettivi delle numerose telecamere del sistema di videosorveglianza nell'ex deposito merci della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto. Pochi giorni dopo il riconoscimento si è concretizzato quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un servizio di controllo presso l'area Fender. Uno dei 4, fermato e identificato, dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, ha deciso di confessare, manifestando anche un pentimento. Successivamente il minore ha quindi deciso di riconsegnare spontaneamente il tricolore che custodiva nella propria abitazione. Grazie alle indicazioni fornite dal ragazzo, i militari sono poi risaliti all'identità degli altri 4, che sono stati denunciati per il reato di concorso in furto aggravato. Gli alpini, nonostante tutto, sono pronti a perdonare. Assolutamente sì, e laddove soprattutto vediamo un gesto, un segno di pentimento loro. Domani, giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 12 e fino alle 12 di venerdì 6 marzo, gli iscritti a Rousseau, certificati, abilitati al voto e residenti nelle regioni Marche e Veneto, saranno chiamati a votare per la scelta dei nomi dei candidati presidente del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Quanto si legge in un post che vedete per il blog dei 5 Stelle, si precisa che potranno votare solo gli iscritti da almeno 6 mesi con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome in alto a destra. Se il bollino è verde, l'utente è certificato e abilitato al voto, prosegue il blog. Come ultima notizia vi ricordiamo che
il presidente della regione Luca Zaia ha detto che gli algoritmi prevedono ancora un aumento per quanto riguarda i contagi, quindi questo insomma ha voluto essere realista, anche se come avete visto per ora i numeri in Veneto stanno relativamente tenendo, quindi questa non sappiamo se scientificamente è una buona notizia, se abbiamo una base per poterlo dire, ci fermiamo semplicemente a quelli che sono i dati che al momento appunto riguardano la nostra regione. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.